Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editorialista del Tempo, Paola Tommasi, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Paola? Buongiorno Giovanni, grazie dell'invito. Benvenuta su Radio Libertà. Ehm, Grazie, grazie. Allora, oggi io sono, diciamo, doppiamente contento di fare questa chiacchierata con te, diciamo, all'indomani del Trump Meloni, no? Di questo incontro che ha oggettivamente scatenato un po' di bile dalle parti, diciamo, della sinistra nostrana. Ma al di là di questo, perché tu, oltre alla tua attività di commentatrice appunto sul Tempo, invito gli ascoltatori a leggerti, nel 2016 hai partecipato alla prima campagna Trump, proprio nello staff della campagna, no? Quindi hai conosciuto sia la macchina politica che la persona Trump. E allora volevo partire da te, scusami, da questo con te, cioè tu che Trump hai conosciuto, perché poi alla luce di questo spiegherei in modo, come dire, non convenzionale l'incontro di ieri, il senso dell'incontro di ieri, la sua azione politica. Ma il Trump che hai conosciuto tu, che caratteristiche ha? Devo dire che è venuto fuori molto bene proprio nell'incontro di ieri. Un Trump, se ci pensi, diverso dal solito, sorridente, anche molto aperto, molto disponibile verso Giorgia Meloni, che è quello che è veramente Trump in privato, mentre lo vediamo spesso corrucciato, con lo sguardo aggressivo negli eventi pubblici. In realtà poi è una persona, devo dire, molto aperta, che ascolta tantissimo, e infatti ha ascoltato anche Giorgia Meloni in silenzio e devo dire annuiva anche spesso mentre lei parlava. Quindi credo che nell'incontro di ieri il grande merito, se vogliamo, di Giorgia Meloni è quello di aver fatto venire fuori il Trump vero, cioè si sono visti, si vedeva che lui era proprio a suo agio e che c'era un feeling non creato, non surrettizio, ma veramente c'era intesa. Tra l'altro mi ha colpito moltissimo quando ha detto, che era una cosa che si diceva, risentivo spesso anche quando c'ero io negli Stati Uniti, quando lei ha parlato in italiano e lui ha detto che bel suono ha questa lingua, e poi si è fatto fare la traduzione. C'è molto interesse da parte degli Stati Uniti verso l'Italia, io aggiungerei anche verso l'Europa, però è un argomento a parte, perché comunque l'Italia ha il fascino della storia, della cultura, anche della bellezza, dell'arte, e se vogliamo la Casa Bianca ha un'impronta palladiana Assolutamente. e questo piace molto. Lo stesso Capitol Hill della sede del Congresso degli Stati Uniti ha come ispirazione l'architettura europea, per cui Trump questo. E quando mi dicevi che Trump hai conosciuto, Trump ha un debole, se dobbiamo dirla tutta, verso la bellezza dell'arte, dell'architettura e poi della storia e della cultura italiane. E questo è il principale fattore su cui secondo me noi dobbiamo puntare molto e giocare molto. Certo, beh, uno smentisce comunque una certa caricatura, no, del puzzone, come dire, incolto, quindi già questo è un elemento interessante. In secondo luogo potrebbe spiegare questa sorta di investitura, no, che ha consegnato ieri alla Meloni, al governo di centrodestra e al paese di come dire, di fare da interlocutore privilegiato sull'altra sponda dell'Atlantico. Ecco, si spiega anche, ci stai dicendo tu, con una propensione personale. Sì, e anche per il modo di porsi di Giorgia Meloni, che è andata lì non aggressiva ma neanche sottomessa. E quello di cui si è reso conto Trump, secondo me, ieri più degli altri incontri che aveva avuto con la Meloni, è che ha di fronte una donna tosta, per cui non le manda a dire, e ha le idee chiare su quello che vuole fare. Per esempio ha fatto un elogio sperticato, mi viene da dire, sull'immigrazione, quando ha detto l'Europa, non mi piace tantissimo come l'Europa gestisce l'immigrazione, mentre mi piace molto come lo fa l'Italia.
e quando ha detto poi l'Europa dovrebbe cambiare approccio, il sottointeso era dovrebbe seguire quello italiano, che poi è già è quello che sta già in parte succedendo, infatti poi Meloni l'ha spiegato bene. Sì, certo, quello è stato un punto proprio anche politicamente saliente. Volevo chiederti invece la famosa, sai che ormai è diventato un luogo comune, no, sui giornali, il fatto che Trump, che è anzitutto un businessman, persegua sempre lo schema della trattativa, no, del deal, insomma, della negoziazione, magari iniziando al rialzo, eccetera. Tu questo meccanismo lo hai visto effettivamente all'opera e quanto questo meccanismo spiega l'incontro con Meloni e le politiche di Trump in generale? Le politiche di Trump sono totalmente orientate alla trattativa, in cui lui tra l'altro vuole porsi da un punto di forza e vuole anche ottenere, diciamo, il risultato migliore. Devo dire che ieri mi è sembrato completamente dimesso rispetto a Giorgia Meloni, e perché comunque continuava a dire sì, lavoreremo insieme, sì, hai ragione, sì, cioè annuiva su tutto. Non ho visto nessuna manifestazione di forza nei suoi confronti, mentre quello è il suo approccio costante, perché è anche la sua natura, la sua indole, e questo ha fatto saltare tutti gli schemi, per cui adesso non si può ragionare con gli Stati Uniti con i metodi tradizionali, tantomeno in economia. Un esempio che mi viene da fare sui dazi, appunto, Certo. è che a Trump hanno portato tutti gli studi dei migliori economisti del mondo e della storia sulla sua scrivania, lui li ha cestinati, non li ha neanche aperti, sa benissimo tra l'altro quello che dicono quegli studi, ma segue più che altro il suo istinto, cioè è stato tra l'altro eletto e l'ho ripetuto ieri, è stato eletto per fare la lotta all'immigrazione clandestina e per far ripartire l'economia americana. Lui aveva detto in campagna elettorale che avrebbe messo i dazi, quindi gli americani erano perfettamente consapevoli di quello che sarebbe successo e lui sta soltanto realizzando il programma. Tra l'altro, su questi dazi che appunto non piacciono a nessuno e che nessuno studio economico considera una cosa buona, in realtà lui li ha pensati in duplice chiave. La prima è perché la sua proposta agli americani è quella di tagliare fino a cancellare le tasse, la tassazione diretta, quindi le imposte sulle persone fisiche o Beh, le questo è imprese. interessantissimo e tra l'altro visto, no, da un continente spesso appesantito dalle strutture pubbliche come il nostro, una cosa rivoluzionaria, diciamo. E lui vuole cambiare appunto il modello, niente più finanziamento delle finanze pubbliche, le risorse per le finanze pubbliche non vengono dai cittadini americani con la tassazione interna, ma dal commercio estero e sostanzialmente sulle imprese estere che vogliono commercializzare negli Stati Uniti. E questo noi fatichiamo a capirlo perché continuiamo a fare, in Italia si vedono analisi appunto econometriche, però non sono quelle che contano. Lì il ragionamento è stato molto semplice. Gli americani si sono fatto un conto, magari con i dazi i prezzi dei beni di consumo aumentano un pochino, e ti dirò, erano tanto già aumentati per altre 1000 ragioni. Certo, anche sotto Biden, indubbiamente. Appunto, però non pago le tasse, potrò sicuramente permettermelo. Quindi il saldo potrebbe essere positivo per la persona comune, anche perché se in questi giorni c'è stato il crollo delle borse, ma innanzitutto le borse, i mercati erano cresciuti in maniera esagerata dall'elezione di Trump e poi dall'insediamento di Trump. Tra l'altro in quel Per caso cui nessuno però, come dire, lo ha sottolineato politicamente, mi vien da dire. Infatti, e le perdite delle scorse settimane non hanno compensato quei guadagni, per cui la borsa americana, ma le borse mondiali, io le ho guardate tutte, oggi sono comunque a un livello più alto rispetto a un anno fa, quando c'era Biden. E quello che è avvenuto con i crolli delle scorse settimane, semmai è una cosa positiva, cioè una correzione di valori che
si erano gonfiati molto, di titoli che erano cresciuti molto anche in maniera sproporzionata rispetto al valore reale e quindi scollegati dalla realtà. Io dunque anche la reazione negativa dei mercati o qualche effetto negativo che ci potrebbe essere, per esempio sui prezzi, lo vedo in positivo come una correzione di situazioni che erano cresciute troppo, erano arrivate a picchi esagerati, per cui una sorta di ridimensionamento della realtà. E questo è il primo piano. Il secondo piano, quindi oltre a quello di voler tagliare le tasse, ce lo farei anch'io un pensierino onestamente se mi proponessero uno scambio, voi che tagliamo le tasse interne e poi paghi di più magari l'IVA, forse accetterei. L'altro tema su cui vuole intervenire Trump, o che ha molto chiaro, sebbene possa sembrare una strategia un po' confusa, è che lui vuole riportare le imprese americane a produrre negli Stati Uniti, cioè a lui non va giù che le Nike, che sono un prodotto americano, vengano prodotte in Vietnam o in Cambogia, o che l'iPhone venga prodotto in Cina o assemblato con componenti che derivano dalla Cina. E questo ora lo dice Trump e commentano tutti dicendo è un ritorno al passato. Ma ricordi quando 30 anni fa, all'inizio della globalizzazione, eravamo tutti invece preoccupati del fatto che le imprese delocalizzassero all'estero e che quindi si perdessero posti di lavoro e si perdessero salari perché Assolutamente. andavano a produrre in paesi dove la manodopera costava meno, come la Cina, dove tra l'altro la manodopera costa meno, ma perché non ci sono i diritti sindacali, non c'è nessuna tutela per il lavoratore, non c'è nessun controllo. Cioè, C'è anche il anche lo fatto schiavismo di fatto, diciamo, in alcune eh, situazioni. cioè anche quando dicono che è fuori dal mondo e vuole tornare indietro, ma secondo me anche lì sta correggendo degli eccessi che in questi anni si sono creati e noi ci siamo forse abituati, cioè alla fine abbiamo scelto. Eravamo tutti consapevoli dei danni e dei rischi della globalizzazione, inclusa appunto la delocalizzazione delle imprese e la perdita di posti di lavoro. Però questo poi ci ha portato, appunto, riprendo l'esempio dell'iPhone, e forse abbiamo deciso che siamo più comodi ad avere un telefono fatto in Cina e ce ne freghiamo dei diritti sindacali e di tutti i lavoratori che hanno perso il loro posto negli Stati Uniti come negli altri paesi. Secondo me, quindi, Trump con questa sua strategia, che ripeto è chiara e definita, non è improvvisata, vuole semplicemente riportare un po' di ordine e temo che fra qualche anno anche gli altri paesi, non solo gli Stati Uniti, riorganizzeranno le loro filiere produttive e quindi anche loro applicheranno il modello americano trampiano perché magari converrà di più. Cioè io sospendo in qualche modo il giudizio sui dazi perché non escludo che nel lungo periodo possano esserci sorprese positive. Chiaro, tu stai inserendo i dazi in uno scenario e soprattutto in una strategia complessiva, che è quello che il commento medio alle nostre latitudini fa fatica a vedere. Perché poi spesso ci si ferma alla parte destruens, cioè a tutti dagli effetti immediati magari negativi e non si pensa a quello che può venire dopo. E da che mondo è mondo, quando c'è un cambiamento tra l'altro così forte, devi prima, cioè il caos è un momento di passaggio, ma per qualcosa di nuovo che viene costruito, cioè non finisce nel caos la strategia, c'è un passo dopo, mentre mi sembra che gli osservatori si fermino al crollo delle borse di un giorno o di 2 giorni, non guardino a lungo termine. Indubbiamente, ci fermiamo solo 30 secondi per un mini spot e torniamo subito con Paola Tommasi.
Rieccoci tornati a Parlando Liberamente con Paola Tommasi, editorialista del Tempo, con cui stavamo, diciamo, sviscerando l'agenda Trump al di là delle caricature. Mentre ti ascoltavo, mi veniva in mente, a proposito di questa ottica, diciamo, rivoluzionaria di anteporre le tariffe verso l'esterno alle tasse sul reddito dei propri cittadini, che spesso Trump cita proprio, no, quell'epoca nella storia degli Stati Uniti che va dal 1870 al 1913, dove non c'erano imposte sul reddito. E quindi, insomma, come dici tu, è una costante del suo pensiero, ecco, non è una mattana, ed è già successo, seppur in uno scenario storico differente, chiaramente. Sì, appunto, ma questa dei dazi all'inizio, nel primo mandato soprattutto, era sembrata appunto un'arma negoziale, come dicevamo prima, come uno strumento per ottenere qualcosa in cambio. Ma in questo secondo mandato si è molto accentuata, appunto perché c'è il progetto di un nuovo ordine economico, diciamo, e, ed è venuto fuori che non è solo una questione di convenienza come potrebbe essere l'arma negoziale, ma è proprio una convinzione intima che lui ha. E noi può essere giusta o sbagliata, possiamo condividerla o non condividerla, però il fatto che ce l'abbia così profonda, così radicata il Presidente degli Stati Uniti, noi dobbiamo prenderne atto, perché lui andrà in quella direzione e non farà passi indietro. Per cui noi possiamo dire che non piace, possono dire soprattutto a sinistra che non va bene, che è sbagliata, però quella è, cioè con quella dobbiamo fare i conti. Non si può, con quello che voglio dire, non possono contestare Trump sulla teoria. Reagiamo alla nuova realtà che lui sta imponendo, e questo è quello che mi sembra che stia facendo in maniera più lucida di altri governi il governo italiano, perché parte dal dato di fatto e cerca una strategia che guardi al futuro, non si arrocca su posizioni ideologiche che siano anti-Dazi o che siano anti-Trump, cioè fa i conti con la realtà, ed è questo che Trump, da uomo di mondo, di business, di impresa, apprezza del governo italiano, il fatto che ci sia concretezza finalmente e non ideologia. Indubbiamente sì, il pragmatismo è sempre la carta migliore, no, con cui giocarsi un rapporto con gli Stati Uniti, proprio anche culturalmente. Tu accennavi all'idea di Trump di, appunto, andare verso un nuovo ordine mondiale, che è anzitutto un nuovo ordine economico, e qui ovviamente, come hai già fatto riferimento tu, il convitato di pietra è la Cina, no? Perché a me ha sempre stupito che non si parla abbastanza di quello che, secondo me, non so cosa ne pensi tu, è stato un grande abbaglio democratico, dell'elite democratica, del Partito Democratico, che avviene sotto l'amministrazione Clinton, cioè l'idea di coinvolgere la Cina nel WTO, nel commercio globale, sdoganandone di fatto la concorrenza sleale, no? Proprio per i motivi che dicevi tu, proprio perché la Cina, come dire, hai globalizzato la libertà di circolazione economica dei capitali, ma non hai globalizzato le libertà individuali, le libertà del lavoro, il diritto delle persone che, no, che connota l'Occidente. Allora, questo è un grande abbaglio storico, e Trump sta tentando di riparare anche a questo abbaglio? Sì, e purtroppo la reazione del resto del mondo mi pare sconsiderata, perché pur di andare contro, di contrastare Trump, si buttano nelle mani della Cina. Cioè, era successo già nel primo mandato, mi ricordo benissimo il primo intervento a Davos di Trump, che tra l'altro fu anche molto moderato, però parlava appunto di qualche limite al commercio, tipo no alle pratiche commerciali scorrette, no al furto di proprietà intellettuale e di brevetti, quindi delle cose che a me sembravano di buon senso, però lì già veniva interpretata come una posizione protezionistica, e proprio lì a Davos veniva contrapposto a Trump come re sovrano del libero commercio e del mercato Xi Jinping. Il E adesso si liberista Xi sta Jinping, ha titolato il sì, Corriere l'altro giorno. e si sta ripetendo appunto lo stesso schema di quel Davos di 8 anni fa. Cioè, pur di non riconoscere Trump, sono pronti a riconoscere alla Cina dei valori, dei meriti che assolutamente non ha, perché nessuno può, sano di mente può pensare
che la Cina sia un paese liberale e liberista, per cui il tema secondo me non si dovrebbe neanche porre. Mi stupisce che ci sia anche la minima predisposizione ad aprire alla Cina al posto di Trump, cioè per me il tema proprio non si pone fra Stati Uniti, che sono la più grande democrazia del mondo, e Cina, che sono tutt'altro che una democrazia. Io non avrei proprio dubbi, in un momento in cui di democrazia appunto si discute tanto, e per la democrazia per difesa della democrazia facciamo anche le guerre. Poi mi dici che ti vai ad abbracciare Xi Jinping, cioè io questa alternativa che viene spesso posta, io non la concepisco, perché non si dovrebbe neanche pensare, cioè non c'è proprio dubbio da quale parte stare tra Stati Uniti e Cina, anche se gli Stati Uniti li fanno arrabbiare, però appunto vai a cercare il dialogo e, come dicevamo all'inizio, vai a conoscere la persona con cui devi trattare, perché a me per esempio colpisce molto che Ursula von der Leyen non abbia avuto nessun contatto con Trump. Come te lo spieghi? Ma io lo che come un segno di debolezza innanzitutto, è come se lei si sentisse non in grado di affrontare, cioè non sarebbe, per dircela in soldoni, la von der Leyen non sarebbe stata in grado di di affrontare un incontro come quello di ieri alla Casa Bianca. Cioè Certo. lei non è strutturata, è consapevole e quindi evita il confronto, perché sarebbe stata trattata probabilmente come Zelensky, cosa ardire che Trump non ha avuto nei confronti di Giorgia Meloni. Però è lei la von der Leyen che si pone in maniera dimessa rispetto a Trump, perché invece avrebbe tutta la forza rappresentando l'Europa, il vecchio continente, anche quella storia, quella cultura che ti dicevo che Trump ammira tanto, e potrebbe farsi valere benissimo Ursula von der Leyen, però purtroppo non lo fa. Invece con Trump bisogna parlarci, perché conoscendolo capisci che alla fine è molto diverso da quello che raccontano, e molto migliore anche di quello che raccontano, cioè una persona con cui si può ragionare, non un matto. Sì, certo, e il primo mandato lo dimostra, diciamo. Tra le altre cose, gli unici 4 anni in cui Vladimir Putin non ha aggredito nessuno stato confinante sono i primi 4 anni di Trump. Questo è un dato fattuale, diciamo, ecco. Sì, ma io sono fiduciosa che anche questi 4 anni, ora abbiamo visto 3 mesi, è ancora lunga, anche questi 4 anni saranno positivi e pieni di contrasti e pieni di analisi negative, perché comunque su Trump è innegabile che ci sia un pregiudizio enorme da parte di tutto il mondo, ma in realtà secondo me alla fine conquisterà anche la fiducia di chi adesso non gli rema contro, perché poi i risultati parleranno, cioè è un uomo del fare, dei risultati li otterrà e davanti a quello non gli si potrà dire niente. Certo, volevo anche chiederti, visto che oggi tra l'altro c'è il vicepresidente Vance a Roma che incontrerà appunto Meloni e farà un giro istituzionale molto, molto importante. Tu ci stai dicendo che diciamo una delle chiavi per capire l'agenda Trump è questa necessità di invertire il processo di deindustrializzazione dell'Occidente, no? Di riqualificare l'Occidente come luogo in cui si produce, non solo si consuma qualcosa prodotto altrove, magari con gli standard appunto cinesi. Allora, da questo punto di vista mi viene da dire, secondo me è molto importante il libro che ha scritto Vance, Elegia americana, è un po' una sistematizzazione intellettuale del trumpismo, no? Questo suo racconto della Rust Belt, un tempo cuore industriale d'America, appunto deindustrializzata, proletarizzata, tagliata fuori da questa globalizzazione asimmetrica. Cosa ne pensi di questa immagine e quanto quell'America lì incarnata dalla Rust Belt è importante per spiegare il fenomeno Trump? Innanzitutto il libro io l'ho letto ed è scritto benissimo, cioè Verissimo. proprio come lingua, come linguaggio, come stile, è scritto proprio, cioè J.D. Vance sa scrivere.
È importante, è quello che dicevi tu di riqualificazione dell'Occidente, cioè il progetto di Trump di riqualificazione dell'Occidente. Secondo me è una cosa sacrosanta, prima che l'Occidente venga soffocato o schiacciato. C'è una sorta di scatto d'orgoglio di tutto l'Occidente, cioè noi dovremmo essere ben felici che negli Stati Uniti si stia avviando una rivoluzione che vada in questo senso, cioè nella riqualificazione dell'Occidente, perché altrimenti veniamo schiacciati dalla Cina o da altri paesi. Cioè, se ci parliamo fra noi, saresti felice di essere inondato di merci cinesi, che già ce ne sono tante in Italia? Cioè, questo Francamente credo no. che appunto, cioè, è una domanda che secondo me è anche abbastanza banale, però il rischio invece è quello di essere inondati di prodotti cinesi perché Trump sta antipatico a qualcuno. Invece lui, proprio dal racconto di J.D. Vance, di descrizione dell'America profonda e anche del sogno americano, perché lui ha avuto tantissimi problemi in famiglia, problemi difficilissimi, studiava ad Harvard, doveva fare un colloquio per un posto di lavoro e il giorno prima è stato chiamato dalla sorella perché la madre era in overdose, era ricoverata in ospedale e aveva bisogno del suo aiuto. Lui tra l'altro era dall'altra parte degli Stati Uniti rispetto a dove studi, casa sua era dall'altra parte rispetto a dove studiava, si è messo in macchina di notte, è andato dalla madre, l'ha rassicurata, si è rimesso in macchina ed è tornato a fare il colloquio e tra l'altro che è andato bene, come poi la carriera dimostra, però cioè, non so con che animo e anche con che forza fisica l'abbia fatto. Per cui secondo me J.D. Vance, qualsiasi cosa dica, va accettata, va perdonata, tra virgolette, perché per il passato che ha avuto. Vero, sì, questa è una parte molto importante. Volevo chiederti, allora, visto che tu nel 2016 hai proprio, visto lo sviluppo della campagna di Trump, qual è il rapporto tra Trump e quest'America? Cioè, quando Trump va a fare i rally nelle viscere di quest'America profonda, c'è un rapporto, diciamo, sentimentale tra lui e questo pezzo rilevante d'America? È più connesso sicuramente a questo pezzo di America che ai milionari o agli squali di New York, cioè lui si trova molto più a suo agio con la gente comune che con le elite e lo ha dimostrato con i programmi, col primo mandato e anche col programma di questo secondo mandato, che è tutto volto al bene di questo segmento qui di popolazione. Anche quando dicono fa gli interessi dei ricchi, gli interessi dei ricchi poi a cascata si riflettono, cioè, sulle classi più basse, per cui se un'impresa va bene significa posti di lavoro, più posti di lavoro, salari più alti, cioè se i ricchi ci guadagnano Cioè, anche i lavoratori delle aziende dei diciamo che un ricchi. tizio di nome Adam Smith aveva già detto delle cose abbastanza chiare su questo tema. Appunto, però sembra a volte che siano state dimenticate, e Certo. poi purtroppo forse Trump ha dei modi un po' brutali di dirle, di ricordarle queste cose e ci si concentra sui suoi modi piuttosto che nel merito delle cose che dice. Però mi sento di dire anche che se non usi questi modi non ottieni velocemente i risultati e lui questa volta ha fretta perché ha 4 anni e vuole avere i risultati prima della fine del mandato e ti dirò di più, prima delle elezioni di midterm. Quindi Certo. lui si dà un orizzonte temporale di 2 anni, o fa le cose in fretta e quindi deve essere molto incisivo anche nei modi, ehm, oppure diventa un problema politico per lui. Cioè, qual è secondo te la sua priorità? Cosa vuole incassare prima del midterm, soprattutto rispetto a questo suo elettorato? Il rientro delle aziende, cosa che tra l'altro sta avvenendo non solo delle aziende americane, ma anche delle aziende degli altri paesi. L'Italia, leggevo per esempio che Pirelli apre uno stabilimento negli Stati Uniti, che Eni ha dei progetti negli Stati Uniti. Cioè anche gli italiani e anche gli altri paesi
stanno portando la loro produzione negli Stati Uniti, per cui secondo me il risultato sui dazi già l'ha parzialmente ottenuto. Cioè, mentre gli analisti si concentrano sulla borsa, in realtà poi lui quello che vuole, cioè reindustrializzare l'America, già sta cominciando a ottenerlo. Quindi secondo me il primo tema è quello, far rientrare, aumentare la produzione in America e creare così nuovi posti di lavoro e aumentare i salari e abbassare le tasse, se non toglierle del tutto sul lato. Poi c'è il tema dell'immigrazione, per cui non vuole gli illegali negli Stati Uniti che poi commettono omicidi, femminicidi e violenze e furti negli Stati Uniti, e quindi chiudere le frontiere. E poi c'è il grande tema della pace nel mondo, Certo. in Ucraina e in Medio Oriente, perché il vero obiettivo di questo secondo mandato è di avere il premio Nobel per la pace, cosa che a Obama fu data sulla parola Sì, sulla appena fiducia proprio, sì. insediato e poi ci ricordiamo tutti le primavere arabe e come andò a finire e ancora ne paghiamo le conseguenze, mentre Trump se mai lo otterrà, perché il pregiudizio è talmente grande che anche se fa la pace in Ucraina e Medio Oriente comunque gli rinfacciano qualcosa, ma se lo deve guadagnare sul campo fino all'ultimo miglio. Ma l'obiettivo principale, lui vuole essere ricordato come quello che ha portato la pace in Ucraina e la pace in Medio Oriente. Beh, un grande obiettivo, tra l'altro, diciamo il premio Nobel ha uno storico doppiopesismo, perché che l'abbiano, come ricordavi tu, dato a Barack Obama e non a Ronald Reagan che risolse la guerra fredda senza sparare un proiettile, lo trovo tuttora surreale, diciamo. Sì, infatti poi quello è relativo, diciamo, sarebbe una medaglietta in più, una soddisfazione che vorrebbe avere da repubblicano, da uomo odiato dal mondo, prendere un premio che è molto invece di mainstream, diciamo, Assolutamente. o di perbenismo, quindi sarebbe sarebbe un grande contrasto se vogliamo, ma lui lo vorrebbe superare. Comunque al di là del premio Nobel o meno, che lo prenda o meno, e vuole che si ricordi che ha fatto la pace, e ti dirò, i termini di eventuali accordi non interessano a nessuno. Cioè, in che Nei senso? libri resterà che ha fatto la pace o non l'ha fatta. Chiaro. E tra l'altro facendo la pace, soprattutto in Ucraina, risolve anche dei problemi economici, cioè la pace ha anche delle ricadute economiche che possono aiutarlo a compensare eventuali effetti negativi dei dazi, perché riprende il gas, il commercio del gas, scende l'inflazione, cioè la guerra in Ucraina ha posto molte barriere anche in economia che verrebbero abbattute, per cui ripartirebbe in maniera positiva il ciclo economico che adesso è bloccato, e questo darebbe una spinta generale che quindi potrebbe compensare anche gli effetti temporanei di primo periodo dei dazi. Certo, tra l'altro lui ieri ha detto: "Avremo notizie a breve dalla Russia sulla guerra in Ucraina", e diciamo io personalmente credo che Putin non possa ignorare troppo a lungo la volontà di Trump, e che quindi anche, no, questa anche l'atteggiamento bellico di Putin sia per forza a termine. Non può prescindere in toto dai desiderata di Trump, ecco, io ho questa impressione. Sì, e poi anche Trump gli ha lasciato un po' di spazio giusto per dargli un contentino, diciamo, iniziale, per dire: ora t'ho lasciato fare, adesso basta. Cioè è Cer tutta tecnica negoziale anche questa. Non è, non è ideologia sicuramente, o servilismo nei confronti, o sottomissione nei confronti di Putin, ma è tutta strategia Siamo per nel deal raggiungere il anche in questo risultato. caso. Sì, 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 all'ennesima potenza. Chiaro. Questo è il deal principale che ha. Assolutamente. Senti, in chiusura ti volevo tornare da dove eravamo partiti e chiederti, un tuo ricordo particolare di quell'esperienza della campagna Trump a cui hai partecipato. Un ricordo anche non per forza, come dire, clamoroso, dal punto di vista pubblico, ma che ha, significato molto nella tua comprensione personale del fenomeno Trump, ecco.
La cosa m'ha colpito che, io pensavo di trovare un uomo egocentrico, che catalizzasse tutta l'attenzione su di sé. In realtà vedevo, spesso prima dei rally, e che venivano fatti in città ad hoc con, per esempio, in base alle esigenze economiche che c'erano in quella zona o ai posti di lavoro, cioè le città in cui si facevano i rally venivano scelte scientificamente, ehm, e si invitavano prima del rally in una stanza adiacente tutte le persone della zona interessate e che potessero dare consigli. Per cui lui, la cosa che mi ha colpito la prima volta che l'ho visto era arrivare in una riunione prima di un rally in cui pensavo che lui arrivasse, si sedesse al tavolo e parlasse lui per tutto il tempo e poi andiamo al comizio. Certo. Invece lui è arrivato e si è seduto e ha ascoltato gli altri. La cosa che m'ha fatto anche molto, cioè da cui ho capito anche un po' l'intelligenza, è che alcune cose che aveva ascoltato, proposte che avevano un senso, lui le ha subito fatte proprie, 10 minuti dopo se le rivendeva come sue pubblicamente. Per cui questo suo ascoltare, incontrare tantissima gente gli permetteva di avere anche idee, cioè il confronto serve appunto come stimolo per farti venire delle idee. E una volta per esempio in una di queste riunioni c'era una cantante lirica che non c'entrava niente, se vogliamo, però lui se la portò sul palco, le fece cantare l'inno nazionale completamente, improvvisato e fuori ogni programma, per dirti che se coglie un talento, una eccezionalità o un'idea brillante o una proposta intelligente, lui la coglie e ascolta molto perché è consapevole del fatto che dall'ascolto con gli altri possono venire nuovi stimoli, perché se avesse parlato in tutte quelle riunioni sempre lui dicendo quanto è bravo e quanto è bello, non avrebbe avuto nessun contributo dalle altre parti. Invece considerava questi incontri come un momento di confronto e di arricchimento. Chiaro. Beh, devo dire che questo tuo ricordo che tratteggia un po' lo stile atipico di Trump, l'abbiam visto direi nell'ultima campagna, quando mentre la convention democratica schierava tutta il caravanserraglio hollywoodiano, lui, andava nei capannoni, per esempio del Michigan, della famosa Rust Belt ed era accolto dagli operai al grido di "Jobs, Jobs", no, mi sembra che insomma, Sì, che sintetizzi poi bene ques è quello che dicevamo prima, si trova meglio anche come carattere, come empatia, si trova meglio con i lavoratori della Rust Belt che con i divi di Hollywood. Cioè lui quando faceva i comizi e quando faceva queste riunioni prima, cioè proprio era nel suo, e gli piaceva e si vedeva. Devo dire che, anche Salvini in Italia ha un po' questo approccio sì, per cui va indubbiamente. dappertutto e in continua, e se incontra tutti, parla con tutti, conosce, credo che ormai conosca l'Italia centimetro per centimetro perché l'ha battuta tutta. E questo è quello che un politico deve fare, che da un lato è una vita infernale, è faticosa, è stancante, però è quella che ti dà il polso del paese, e Trump, se vogliamo, poteva starsene bello a Miami a giocare a golf, invece ha preferito, lavorare e faticare e incontrare tutte queste persone che dalla sua villa poteva beatamente ignorare. Però proprio c'ha piacere nel parlare con loro e nell'incontrare questa gente. Cioè proprio, una cosa, una sua passione. Chiaro, E questo ti fa capire che non lo fa per opportunismo, per avere ricompense, che lo fa proprio perché gli piace, lo sente. chiaro. Allora ti Mentre molti democratici, chiudo subito, lui accusava Hillary Clinton allora, ma anche Kamala, di essere cresciuti negli apparati, di essere vissuti sempre di soldi pubblici e di essersi arricchiti di soldi pubblici nei palazzi, mentre lui è sempre stato fuori.
Cioè, anche perché se l'avesse fatto per, come dire, cercare una sponda nel mainstream, da newyorkese a maggior ragione sarebbe andato nell'altra metà campo, mi vien da Sì, dire, ecco. infatti, Non sarebbe infatti. andato nel grand ole party, diciamo. Infatti. Ti ringraziamo anche per questi tuoi ricordi personali molto significativi per capire il fenomeno Trump, e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, a presto. A presto.